Viaggio fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Com'è andata questa amichevole secondo lei? Ma oggi abbiamo fatto tanti errori in contatto, perso tanti palloni con passaggi male, tutte cose così, ma abbiamo fatto molto buon lavoro questi mesi in campo, allenamento. I giocatori sono un lavoro molto duro, abbiamo nella fase molto fisico, ma oggi è un buon lezione per tenere il palla in possessione. Ma secondo lei come mai c'è stata questa involuzione odierna? Ma è un po' strano perché ho già detto che la settimana scorsa abbiamo fatto molto buon lavoro nella nostra fase di giochi e non so che è successo oggi. Vincenza mettiamo un po' in pressione di noi e noi era un po' giù, è così. Forse insomma il fatto di giocare contro una squadra che affronterete anche in campionato, forse dal punto di vista così mentale è pesato per i suoi giocatori? Spero di no, ma non lo so. Sicuro ci sono i problemi nel cervello che non è andato bene oggi in campo e devo aggiustare, facile. Ecco, adesso diciamo che questa era la seconda e ultima amichevole e adesso dovrete preparare al meglio questo esordio nel campionato. Sì, abbiamo un altro allenamento un allenamento congiunto con Petrarca, ma sì, sicuro abbiamo l'ultimo amichevole oggi. Noi devo fare il lavoro adesso in campo, allenamento. Devo lavorare tanti di nostre cose di basso. Ecco, lei ha già in mente un po' quello che potrebbe essere il 15 ideale di partenza della sua squadra. Adesso chiaramente con queste amichevoli sta facendo diversi cambi, diverse prove tecniche chiaramente. Rispetto alla scorsa partita diciamo che questa è stata un po' più partita dal punto di vista dei tempi, della durata eccetera. Lei comunque appunto dicevo, lei ha già in mente quello che è il 15 ideale di questo Mogliano? Adesso no, sto cercando tutti i giocatori, vuoi vedere i combinazioni diversi. Per esempio vuoi vedere tutti i 9 con tutti i 10, uguale per i centri, piloni, tallonatori. Devo cercare tutto per trovare l'ultimo più buona combinazione per noi. Ecco, quindi diciamo che insomma sarà decisiva come al solito l'ultima settimana di allenamenti per decidere il 15 ideale, insomma. Ecco. Sicuro, ma tutti i giorni quando lavorando il giocatore devo mettere pressioni interne per tutto. Allora noi siamo così, noi vogliamo crescere così. Ecco, sappiamo che appunto ci sono diversi giocatori giovani, under 20, ok, come si stanno comportando? Perché un conto è giocare con le giovanili, magari hanno affrontato anche con la nazionale, un conto è affrontare un campionato. Ma oggi abbiamo due giocatori di meno 18 anni, abbiamo Bellotto e Favaretto, loro due giochi anche domani per il 18. In campionato sicuro ci sono i giocatori che forse prende un botta, fai male e allora loro devono giocare quando noi chiamano, sicuro. Devo mettere un po' di tempo in campo per preparare. Col Petrarca quando giocherete questo diciamo? La prossima venerdì. Venerdì. Sì, venerdì, non prossimo venerdì, ma il venerdì prossimo quello. Quindi praticamente a una settimana circa da Sì, abbiamo i giocatori, 4 giocatori che devono andare in campo con l'Italia meno 20. Poi abbiamo un altro due giocatori che va in formazione
della federazione di 18. Ogni giorno è un po' diverso. Ecco, tra le altre cose ci sono giocatori che si stanno allenando con, diciamo, per meet player, come si usa a dire, Sì, no? sì. Con Benetton. Questi giocatori tipo Avacca, Douglas, eccetera, quando potrebbero essere a disposizione del Mogliano? Forse la prima partita di campionato abbiamo forse uno o due, ma secondo me abbiamo tutti il prossimo mondiale forse in 6 settimane. Quindi praticamente fino a fine ottobre sarà più o meno questa la squadra. Chi potrebbe aggregarsi? Avacca potrebbe essere a disposizione? Avacca, Gallarini, Forza, Pallese. Sì, non lo perché so. comunque non sono giocatori da poco, insomma, Sì, averli o meno. sì, Avacca l'anno scorso ha fatto la differenza. Sì, ma lui, tutti i giocatori di noi a Permit, a Benetton sono bravi giocatori, ma noi non posso aspettare per loro per venire. Noi abbiamo lavoro con cosa abbiamo adesso, e se loro viene bene mettiamo in campo, ma gli altri Bisogna utilizzare quelli che ci sono. Esatto, bravo. Ecco, per quanto riguarda il ruolo di tallonatore, abbiamo visto insomma che anche il ragazzo che viene dalla Benetton sta facendo un buon precampionato, no? Come giudica questa preparazione? Ho visto lui è molto buono fisicamente, gioca bene in campo. Ho visto l'allenamento Benetton ha fatto contro il Giappone, lui è andato bene in campo. Anche noi abbiamo 3-4 tallonatori che sono giovani ma devono giocare. Abbiamo 2 tallonatori che hanno 19 anni ma non hanno giocato tanti. Adesso devo mettere in campo, loro devono imparare come si giocano in questo livello. Parlando un attimo così dell'avversario, no? Ha visto insomma quale può essere il livello di una nea promossa. Si aspettava questo tipo di squadra, questo tipo di livello da parte del Vicenza? Sì, no, forse che no, un preparatore fisico che lavora con noi, Serena è andato, ha preso, non lo so, 5-6 anni qui a Vicenza, conosce il club molto bene. Lei mi ha detto che è una squadra con grande cuore, fisicamente sono lì ogni sabato, ogni domenica. Quello non era un problema di noi, noi sapevamo che le squadre sono buone, bravi. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.